Allora, tanto mi sentite così, no? Così, va bene. Allora, grazie intanto a chi è intervenuto, grazie a due signori che adesso vi presento, già sapete chi sono. Questa sera presentiamo il libro di Sabatina Napolitano, che è Poetiani, romanzo uscito quest'anno, a dicembre del 2021. Sabatina Napolitano, autrice del romanzo, Cinzia Baldazzi, medio letterario, che lo leggerà e esplorerà alcune note creative. Io lascerei subito la parola a Sabatina per un inquadramento generale sul libro. Buonasera, non so se funziona. Buonasera, mi sentite? Sì. Allora, grazie di essere qui stasera e grazie soprattutto a Cinzia, Claudio per questa presentazione. In effetti sì, io non sono romana, però Roma ha sempre caratterizzato delle tappe molto importanti per la mia formazione e per la mia crescita, grazie al quartiere Montesacro che mi ha accolto e grazie alla libreria, all'editore che ha spedito i libri. Stasera presentiamo Origami già dalla sinossi si può valutare di che temi tratta. È un romanzo breve, incentrato principalmente sulla storia di una bibliotecaria e giornalista di nome Olga, ed è un romanzo ambientato in una città funzionale di nome Itac, che funge proprio da emblema, da simbolo, da allegoria di qualsiasi tipo di città. Il romanzo inoltre ruota intorno alla vita di Olga, che sposa il più noto giornalista del paese, e da questo modello si evincerà tutto quello che per me è incisivo all'interno della società e della politica. Cinzia, se vuoi esporre la prima parte delle tue note critiche. Sì. Allora, è evidente, mi sentite? È evidente che né Sabatina né io siamo disposti a nessun prezzo a contare le storie, vero? Quindi la lasciamo tutta qui. Però nelle note introduttive al romanzo Sabatina ha scritto: Origami pretende di essere un romanzo utopico. Ora la parola è molto precisa e piuttosto impegnativa. È una parola che si usava molto di più tanti anni fa, quando lei nemmeno era nata, poi quando io ero giovanissima ragazza aveva un significato solo filosofico, perché l'utopia è un termine filosofico, poi si è stabilizzato e piano piano è perso. Anzi, addirittura negli ultimi anni nell'allargamento della lingua italiana, che chiaramente non può rimanere pura, a volte ha significati negativi. Cioè, ma questa è un'utopia, per dire non è vero. Questo non è il senso il messaggio inerente alla parola utopia che Sabatina vuole. Allora, cosa vuol dire? Ovviamente vuol dire nessun luogo, ed è composta da particella greca u, che ha valenza negativa, e da topos, ovvero luogo. Ma questo luogo, che non è un luogo, non è un'indicazione di luogo, perché ogni indicazione, lo sapete, che è un luogo, cioè una cosa che non è. Invece questa utopia non c'è. Il luogo della nostra scrittrice Sabatina è quello che noi da bambini leggiamo Peter Pan, questo l'avete letto anche voi, ed è l'isola che non c'è. Ricordate Peter Pan? Ma forse ricordate un po' di più, non per farmi sottosso alla novella, il titolo di una canzone di Edoardo Bennato, che è uscita negli anni 80, all'inizio degli anni 80. L'isola che non c'è di Verdi è molto famosa, ed era appunto una cosa che non aveva il contrario, cioè non è che non c'era perché c'era un altro, non ci stava, nessuno la conosceva. Nel 1516 l'inglese Thomas More pubblicava appunto Utopia, quel significato filosofico che rimaneva negli anni 50-60 anche in Italia. Era appunto un romanzo filosofico capostipite di un genere che aveva già trovato grandi espositori, e in principio era quello relativo al dialogo di Platone,
progetto del filosofo ateniese era un progetto dove la mente umana, la mente filosofica, ontologica del filosofo diventava senza nessun tipo di interruzione un potere esecutivo, cioè la Repubblica andava avanti secondo il mondo utopico di Platone, così come le leggi ispirative della poesia agivano, sono una poesia diventata realtà. Questo era però Platone. Nell'età del 500 di Moore questo non era, non accadeva, perché per Moore il progetto doveva realizzarsi in una nazione ideale, dove le idee della poesia venivano riportate sulle strutture, non intaccate, non inquinate. Quindi la Repubblica utopica, l'unità nazionale utopica di Moore era poesia perché era fatta bene, perché era pura, perché non aveva difetti. Ma proprio grazie a Moore comprendiamo anche un senso del programma. La particella greca U in inglese viene pronunciata U, quindi con lo stesso identico suono del greco EU, che lo leggevano U perché lei in inglese legge I, a valore positivo diventa buono, dal negativo diventa positivo. Pensate alle parole eufemismo e pensate alla parola eugenio, cioè eugenus, ben genere. Ma con il termine utopia non voleva indicare solo l'esistente, quindi che non aveva contrari, ma voleva anche dare un'indicazione, una luce di futuro. Il problema del futuro si presenta subito, perché nell'utopia è difficile, quando io ascolto una persona che mi illustra un programma di natura utopica, subito mi pongo la domanda: in quale momento della mia vita devo pure questo programma? Certo, una cosa futura, ma il futuro, diciamo, astratto, personalmente non mi piace, le donne in genere non lo amano. Noi amiamo di più un futuro che ha rapporti, anche se non di coincidenza, con il presente, cioè dobbiamo collocare il segno utopico in qualcosa che è presente. Il problema è quando l'utopia diciamo umanistica, in realtà il romanzo di Sabatina è un romanzo di una vita, di come si può concepire anche il futuro di tre vite, questo progetto che lei fa, quando si legge, dove si deve toccare? Cioè un domani realizzabile, un domani che lei ha già vissuto, un domani che consiglia. Il problema da presente, il futuro, l'utopia esiste. Certo non c'è il passato, perché il passato che noi viviamo tutti, filosofi, non sappiamo che non può essere sempre. Invece il futuro e il presente hanno dei rapporti molto stretti. E l'utopia è efficace quando si attacca, quando continua e va d'accordo col presente. Perché se si colloca in un futuro posteriore, in un anteriore, il messaggio di legame, quello che noi abbiamo colto, è questo. Il presente, l'utopia